Buon pomeriggio, sono Roberto Papetti, direttore Gazzettino, a cui è affidato il compito di moderare oggi, di fare da moderatore, da conduttore di questo incontro. Un incontro che si colloca nell'ambito delle iniziative per i 1600 anni di Venezia e che vuole affrontare il tema una prospettiva che vada oltre l'attualità. Oggi, mentre venivo qua, sorridevo tra me e me pensando che oggi il mio giornale è aperto parlando di fronte del porto, ma naturalmente non sono quelli i fronti di cui oggi parleremo. Il tentativo invece è piuttosto un altro, cioè quello di inquadrare il porto di Venezia e il suo ruolo in una prospettiva che guarda al passato ma anche al futuro, per cui ci saranno da questo punto di vista una serie di contributi che vanno proprio in questa direzione, il tutto, come dicevo, nell'ambito di queste iniziative per i 1600 anni che naturalmente vedono l'attività portuale, il ruolo di Venezia come città marittima inevitabilmente. Bene, poiché su questo tema certamente a questo tavolo e poi in platea interverranno successivamente, ci sono persone che ne sanno molto più di me, che sono molto più competenti di me, credo che sia opportuno entrare nel vivo dei lavori di questo nostro incontro e lo faccio dando la parola a Stefano Campagnolo, che è direttore della Biblioteca Nazionale Marciana, che oggi ci ospita e che ha dato la possibilità alla Guardia Costiera, che è primo organizzatore di questo incontro, di avere un ambiente di questo genere. Venezia offre dei siti straordinari, certo questo rientra, diciamo, nella fascia alta. Dottor Campagnolo, a lei la parola. Grazie molte. Signori e signori, buonasera, benvenuti, autorità civili, autorità militari. Sono davvero molto contento, si dice sempre, però questa volta è vero, non è pura retorica, che voi siate qui quest'oggi, perché io ricordo con molto piacere un evento di ormai 3 anni fa, quando abbiamo avuto occasione di ospitare in quell'occasione nel vestibolo, quest'oggi nel Salone Sansovignano, la riunione plenaria di tutte le direzioni marittime d'Italia. Ricordo un evento particolarmente riuscito e importante. Ricordo che in questa sala allora c'era una mostra bellissima dedicata agli ultimi giorni di Bisanzio e ripenso a quell'evento e credo di aver compreso solo di questi tempi così bui il vero significato dell'acqua che passa sotto i ponti, nel senso che rispetto a quei 3 anni fa, che ricordo quell'evento in particolare, che ricordo con grande nostalgia, tantissime cose sono avvenute. L'acqua granda della fine del 2019 e poi la pandemia, quindi ritrovare qui alcune delle persone dell'ammiraglio Pellizzari, che ho avuto la fortuna e il piacere di conoscere in quell'occasione, è per me davvero fonte di grande gioia, perché significa che, come credo tutti abbiamo sperato, auspicato e adesso crediamo, questa città stia ripartendo veramente,
questa nazione stia ripartendo, e quindi questa non può che essere un'occasione gioiosa. Poi, ecco, a me capita quotidianamente di passare davanti alla bellissima mappa veduta a volo d'uccello del De Barbari, e la cosa che si coglie immediatamente è appunto di essere davanti a una grande città portuale. Quindi in questa occasione, che si inserisce nell'ambito delle celebrazioni del giubileo della nascita della città di Venezia, credo che appunto spettasse, e sono molto lieto che venga assolto questo compito da chi ne ha maggiormente titolo e diritto, celebrare la città come una città portuale. E tanto più che, come ricordava il direttore introducendo i lavori, questa cosa viene fatta nella maniera che io ritengo più appropriata. Poi, quale custode di una porzione così importante della memoria di Venezia, questa affermazione ancora più significativa, ovvero sia avere sempre l'occhio puntato sul passato, ripercorrere quello che è stato, conoscere, comprendere, per poter progettare e pianificare il futuro. Ecco, questo credo che siano davvero il senso più profondo delle celebrazioni per i 1600 anni, e questa iniziativa credo che sia un'iniziativa centrale nell'ambito di questo percorso. Quindi pensare, ripercorrere il passato per progettare il futuro, e penso che questo incontro di quest'oggi sia particolarmente centrato. Grazie. Grazie a Stefano Campagnolo. Allora, adesso iniziamo con alcuni saluti istituzionali. È inevitabile, come primo saluto, che dia la parola all'ammiraglio Pellizzari, il direttore marittimo del Veneto, che è l'ispiratore, il regista e forse qualcosa anche di più di questo nostro incontro di oggi. A lei la parola. Grazie direttore. Buongiorno a tutti. Io prima di tutto vorrei leggere la nota del Presidente della Regione Veneto giunta a noi. Nel ringraziarvi per il gentile invito, come già comunicato dalla mia segreteria, purtroppo non potrò partecipare al convegno Venezia città portuale tra le rotte di ieri e di oggi, a causa di concomitanti impegni istituzionali. Questo incontro, che si inserisce nell'ambito delle celebrazioni dei 1600 anni di Venezia, diventa un momento di riflessione sulla millenaria storia della città e sul ruolo del sistema portuale veneto e nazionale. Venezia è una realtà storica universale, testimoniata dall'eccezionale patrimonio culturale, architettonico e artistico che si conserva ancora oggi, ma anche per la memoria di buon governo del primo ordinamento repubblicano moderno. La Repubblica Serenissima è da sempre stata il simbolo di un'efficienza dello Stato che ha attraversato i secoli e si è conciliato con le comunità locali, dando vita a un modello di città, ponte fra le culture, tra Occidente e Oriente, un crocicchio di popoli e di tradizioni, insomma un luogo più che mai culturalmente dinamico, capace di testimoniare sempre nuove opportunità. E infatti proiettata verso un futuro di sostenibilità, con la candidatura a capitale mondiale della sostenibilità, una sfida avvincente, ricca di stimoli e di proposte per un miglioramento delle condizioni ambientali e della qualità della vita. Nell'esprimere il plauso per questa iniziativa culturale, desidero rivolgere un cordiale saluto a tutti i presenti. Dottor Luca Zaia. Bene, buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui. Ringrazio innanzitutto il dottor Stefano Campagnolo per aver concesso ancora una volta l'ospitalità della Biblioteca Nazionale Marciana al convegno odierno, che è stato organizzato in collaborazione con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, dove qui sono Presidente, e con il contributo della Federazione Nazionale Agenti Raccomandatari Marittimi e Mediatori. E a tutte le autorità qui presenti, saluto l'Avvocato Cirillo e tutti quanti gli altri, le autorità civili e militari, a tutti i presenti e tutti coloro che ci seguono in diretta streaming, porgo i saluti della Direzione Marittima del Veneto.
La ricorrenza dei 1600 anni dalla fondazione di Venezia costituisce l'occasione per l'odierno momento di riflessione sulla storia e sulle prospettive future della portualità, della città e dei connessi traffici marittimi, nonché in particolare del ruolo esercitato dall'amministrazione marittima ed in particolare dalla Capitaneria di Porto. Come sarà più dettagliatamente illustrato nel primo degli interventi in programma, la storia della Capitaneria di Porto di Venezia è legata indissolubilmente a quella della città. Dal capitanato del porto della fine del 1700 all'ufficio centrale del porto e poi Regia Capitaneria di Porto, fino all'attuale denominazione e configurazione, il ruolo istituzionale della Capitaneria di Porto si è gradualmente consolidato nel corso del tempo, seguendo lo sviluppo progressivo del porto lagunare. Gli originali compiti di vigilanza sulla conservazione dei moli, delle darsene e dei canali, nonché dell'assegnazione degli ormeggi e del computo dei bastimenti in entrata ed uscita, sono stati progressivamente ampliati e rafforzati fino a giungere all'attuale assetto tecnico-operativo, discendente dalla Costituzione in ambito nazionale della Guardia Costiera. In continuità con il passato, la principale funzione del comandante del porto, quale autorità marittima, che regola e vigila la movimentazione delle navi, trova proprio nel porto di Venezia, e per le ragioni a cui accennerò, la sua più completa espressione. Infatti, la realtà portuale veneziana assume una specifica connotazione in considerazione dell'unicità del contesto lagunare, caratterizzato da una navigazione portuale contraddistinta sia dai lunghi tempi di transito attraverso i canali, sia dagli attraversamenti delle bocche di porto di Chioggia, Malamocco e Lido, condizionati dal possibile sollevamento contemporaneo delle barriere mobili del Mose. Il prolungamento della navigazione lungo le acque interne lagunari è stato determinato dal progressivo spostamento del traffico portuale dal centro della città al litorale di Marghera, iniziato negli anni 50 con le navi petroliere, proseguito poi con l'unità traghetto Euro e continuato ineluttabilmente, coinvolgendo da ultimo anche le grandi navi da crociera. Inoltre, il sistema di barriere mobili del Mose rendono il porto di Venezia e quello di Chioggia ad accesso regolato, in quanto la gestione dell'avvicinamento delle navi alle bocche di entrata e uscita deve contemperare da un lato l'esigenza di salvaguardia delle acque alte, in una con la migliore funzionalità dei traffici portuali, in un quadro di sostanziale garanzia della sicurezza della navigazione. Ne consegue che la Capitaneria di Porto di Venezia, nell'ambito dei propri compiti di regolamentazione del traffico portuale, ha adottato innanzitutto una stringente e specifica disciplina della navigazione nei canali ad uso marittimo e dell'utilizzo dei servizi tecnico-nautici da parte delle navi che fanno scalo. Ha poi messo a punto una procedura operativa concordata con le istituzioni coinvolte ed il cluster portuale per assicurare la gestione ottimizzata del traffico portuale a seguito degli eventi di chiusura, prevedente tra l'altro la messa in campo anche di un'apposita struttura presso la sala operativa della Guardia Costiera con il compito di ridurre i tempi di attesa dei vettori in ingresso e uscita dal porto. Ai fini della vigilanza marittima, poi, l'amministrazione marittima ha dotato il porto di Venezia del centro VTS della Guardia Costiera, che ha il compito di monitorare il traffico navale, assicurando altresì i previsti servizi di assistenza alle navi. Ciò allo scopo di offrire una migliore sicurezza ed efficienza del traffico navale ed una pronta risposta in caso di sinistro o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare. Mi avvio a concludere. Tali generali servizi di assistenza sono tesi a mitigare al massimo il disagio al traffico in transito, anche in virtù delle capacità del centro VTS di compilare una situazione continuamente aggiornata del traffico marittimo, di poter comunicare con esso e con i servizi tecnico-nautici. In definitiva, il complesso delle attività esercitate dall'autorità marittima ai fini della sicurezza dello scalo veneziano e dei traffici navali della laguna, specie negli ultimi anni, hanno portato ad un progressivo consolidamento del ruolo storico dell'autorità marittima nella gestione del traffico portuale di Venezia. Ciò nell'ottica del continuo e costante miglioramento della sostenibilità dell'attività del settore, in modo da contemperare le aspettative economiche degli operatori con le istanze ambientali e sociali caratteristiche dell'unicità del contesto. Per concludere, nel rinnovare il mio indirizzo di benvenuto, evidenzio il livello di autorevolezza e competenza che caratterizza i relatori che seguiranno e che ringrazio sentitamente per la partecipazione, certo che l'esito dei lavori sarà foriero di interessanti spunti di riflessione
sulle complesse sfide che ci attendono. Grazie all'ammiraglio Pellizzari. Do la parola adesso a Violino Di Blasio, che è il Presidente dell'Autorità Portuale. Grazie ammiraglio, grazie direttore. Per me quest'anno insomma va un po' così, è un po' una serie di prime volte, no? Questa è la prima volta all'interno di questo posto meraviglioso e anche la prima volta che ho l'opportunità di regalarmi una mezz'ora in cui posso ascoltare e imparare quello che questa città continua, insomma, ha iniziato a raccontarmi e continuerà insomma, a raccontarmi per i prossimi anni. Il tema di oggi è un tema molto che dà molta ispirazione, perché parlavamo poco fa, prima di iniziare questa chiacchierata, no, di viaggi, di esplorazioni, e io questo immagino quando parlo di rotte o quando leggo rotte di ieri e di oggi. Il mio pensiero va proprio all'attività di immaginazione, di creazione di reti, siano esse reti di collegamento via mare, fluviale, terrestre, ma anche reti immateriali, di collaborazione, che poi oggi diventano anche reti digitali. E proprio lo spirito che immagino possa avere animato i primi tentativi di creazione delle connessioni con l'altra parte del mondo, con altre parti d'Europa, sono quello che ha più appunto di motivante per il lavoro che facciamo noi. Devo dire che una delle prime riflessioni che mi viene da dire è che abbiamo, noi che rappresentiamo lo Stato e che ci occupiamo di fatto della portualità, della navigazione, dei commerci, una responsabilità molto grande e soprattutto se guardiamo indietro fa timore vedere quanta sapienza commerciale, militare, culturale ci sia stata al nostro poggio. È un po' un paragone che fa un po' tremare i polsi. Ma devo dire che lo spirito con il quale ritengo, insomma, è una cosa che poi ho anche condiviso con l'ammiraglio, insomma, e comunque con la comunità portuale, è proprio quello di coloro che cominciarono a cercare delle rotte. Sono convinto che quanto ha detto il direttore poco fa, che ci troviamo in un momento in cui la città nel suo complesso, quindi anche tutto quello che riguarda la navigazione, il rapporto con la laguna e con il mare, stia ad un momento di discontinuità positiva, cioè nel momento di costruire, lo dobbiamo fare con una capacità di pensare veramente out of the box, cioè è un compito molto difficile quello di, come faceva riferimento poco fa l'ammiraglio, no? di andare a sincronizzare l'operatività di una infrastruttura di protezione con esigenze di carattere ovviamente paesaggistico, culturale, di sicurezza, ma anche della navigazione. È molto difficile trovare la quadra tra esigenze di protezione ed esigenze dei commerci, della navigazione. I confronti più vivi che noi stiamo vivendo in questi giorni sono tra il mondo della navigazione, gli operatori, gli agenti marittimi, ma verso coloro che invece sono più occupati a un compito fondamentale, basilare, che è appunto la sicurezza. Ed è proprio in questo che io trovo la necessità di dover scoprire qualcosa. Anche il compito che mi è stato dato dal governo, no, di rappresentare la struttura commissariale nel ripianificare il futuro crocieristico a Marghera, è un compito che, ripeto, io sto condividendo con
quelli di cui ho già parlato, ma che ha ulteriormente alzato l'asticella. Vedete, facevo questa riflessione rispetto ad altre vicende commissariali di carattere infrastrutturale, insomma, che hanno caratterizzato il nostro Paese recentemente. L'elemento di particolarità di quello che avviene qui è che spesso non c'è tutta una nazione che spinge affinché quell'opera sia fatta presto, subito e velocemente, e l'opinione pubblica. Spesso non c'è una certezza su quello che deve essere costruito, come deve essere fatto e per quali finalità, e spesso non c'è una altrettanto certezza nel rapporto con l'ambiente. Cioè sono elementi di complessità che rendono tutto quello che noi stiamo facendo altrettanto come dire, esplorativo di quello che facevano i nostri predecessori, no? Quindi veramente mi sento nella situazione di dover contribuire alla ricerca di delle basi, delle premesse per rilanciare che cosa? Dal mio punto di vista, rilanciare l'elemento essenziale di tutta questa vicenda umana, architettonica e culturale che è Venezia, che è la portualità, e diciamo, non soltanto perché insomma, vengo nominato dal Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, ma perché sono fondamentalmente convinto che il porto e le attività portuali non siano, per esempio, un ostacolo alla sostenibilità, ma siano il principale attore che possa rendere possibile il mantenere, il continuare la vocazione sostanziale della città, ma in una modalità nuova. Ecco, la modalità nuova, la capacità di andare a misurarsi con problemi nuovi e, ripeto, molto stratificati è quello che viene richiesto. L'unico modo per farlo, l'ho già detto in varie circostanze, è farlo andando tutti, non dico tutti dalla stessa parte, ma sicuramente coinvolgendo tutti coloro che possono dare elementi per poter rendere concrete quelle che al momento sono degli auspici. Stiamo facendo ovviamente piccoli passi importanti, sia nella costruzione della governance, ma anche nella costruzione delle regole, in questo caso del porto del futuro, e devo dire ho trovato una grande collaborazione da parte di tutti coloro che operano a livello pubblico, a livello privato in questo ambiente, che ha anche un che di affascinante, no? di trascinante, al di là del peso economico che non vado a ripetere, ma che è fondamentale per tutta l'economia del Veneto, dell'Italia del Nord. Venezia, il porto di Venezia e di Chioggia non è un elemento puntuale, ma è una forza che è abilitante tutta una serie di ragionamenti per lo sviluppo dell'intero territorio. Quindi io di nuovo ringrazio per questo invito e per questo regalo che mi faccio, ripeto, nell'ascoltare i relatori, e il mio messaggio è questo: andiamo a scoprire le rotte del rilancio di questa città, in questo caso nel rilancio di questo porto, con lo stesso entusiasmo e con la stessa energia con cui furono create le rotte che hanno reso grande Venezia nel mondo. Grazie. Grazie. Grazie al Presidente dell'Autorità portuale per questa sua ennesima prima volta, per il contributo che ci ha dato. Concludono i saluti istituzionali. Le parole di Andrea Maello, che dice sì. Grazie. Tanto la consolo, Presidente, perché è anche per me una prima volta, nel senso sono entrato varie volte in questo magnifico luogo, ma non ho mai avuto l'opportunità di parlarci da relatore, quindi è un onore essere qua, e ringrazio anche il direttore per la disponibilità e ringrazio Ammiraglio perché comunque per l'organizzazione di questo evento, perché è davvero importante, penso, confrontarci, trovarci e parlare di quello che è il core business quasi della nostra città. Lo ringrazio per l'invito, ringrazio anche chi ha organizzato, i presenti in sala. Io penso che noi come amministratori, ne approfitto per salutare il consigliere Bardisana regionale del
della Regione del Veneto che è qua, insomma, noi come amministratori abbiamo anche un po' il dovere, il compito di confrontarci, ma di ascoltare chi magari sa qualcosa più di noi e di ascoltare chi magari può portare contributo al dibattito, chi magari può portare qualche spunto per il futuro della nostra città. È comunque un momento importante, lo pensavo stamattina perché quando mi sono guardato l'agenda velocemente e dovevo venire qua, stavo guardando la televisione e erano in diretta, c'era una trasmissione che era in diretta da un porto qua vicino, non quello di Venezia, ma era da un porto vicino. Mai come in questi giorni, insomma, lungi da me parlare in questo momento di misure, di Green Pass, di restrizioni, anche perché non me ne compete in questo momento, però mai come in questi giorni stiamo vedendo quanto anche a livello nazionale è importante un porto. Se si blocca un porto, si blocca l'Italia, si blocca uno Stato, si blocca una regione, un territorio. Quindi anche all'opinione pubblica, attraverso i media e quant'altro, abbiamo visto quanto è importante la struttura di un porto, quanto è importante un ente come il porto. Se si blocca quello, si blocca l'Italia. E poi sono contento comunque di essere qua e di parlare di portualità e di ascoltare quello che verrà detto dai relatori, che sicuramente ne sanno anche più di me e sicuramente ci porteranno un contributo alla discussione, che si parla di Venezia. Si parla di quello che Venezia ha rappresentato, soprattutto in occasione dei 1600 anni della storia di Venezia, una storia importante, una storia, come si dice dal titolo, no? Le rotte di ieri e di oggi, di quello che Venezia ha rappresentato, e si parla di porto che è un po', come dicevo all'inizio, port business. Io ho detto più volte, l'ho ribadito, insomma, è il porto che si trova a Venezia, però non è il porto di Venezia, il porto del Veneto è il porto del nord-est, non serve solo Venezia, e l'indotto e tutto il benessere, chiamiamolo così, che può portare a tutto al territorio non è solo limitato al comune di Venezia, ma naturalmente a un ampio raggio. Ecco. Si parla in conclusione, per poi lasciare spazio, perché insomma penso che sia più giusto che noi dobbiamo prendere spunto da chi naturalmente parlerà dopo. Si parla di porto, si parla di commercio e si parla di storia, soprattutto. Queste tre parole messe insieme penso che facciano la parola Venezia, cioè è l'essenza del nostro territorio. E quindi abbiamo anche come amministratori, come dicevo all'inizio, il dovere e l'obbligo di ascoltare, di confrontarci. Ringrazio nuovamente l'ammiraglio e tutti chi si è impegnato per organizzare questo incontro. Spero che insomma ci sia l'occasione di parlarne sempre di più anche in altre occasioni. Anche è un periodo difficile, però è un periodo dove possiamo solo rialzarsi. Chi amministra questa città, porto o comunque tutto questo territorio, che ha compiti di direzione in questo territorio, lo sa benissimo, non è semplice, come diceva il Presidente dell'autorità portuale prima, non è un territorio semplice, è molto molto complicato, però insomma abbiamo scelto in parte di accettare queste sfide perché forse le cose complicate ci piacciono, e poi se si riesce a raggiungere un risultato è molto più bello che non aver fatto qualcosa di semplice. Grazie e auguri a tutti. Grazie al Vice Sindaco. Io adesso chiedo al portuale, il direttore della biblioteca, e anche al Vice Sindaco e anche a lei di accomodarsi in platea, e chiamo i relatori Stefano Miconi, capitano di vascello della Capitaneria di Porto, Federico Moro, storico, Antonio Franzina, che qua è definito responsabile dell'ufficio stampa del Consiglio regionale del Veneto, in realtà profondo conoscitore della storia di Venezia e del Veneto, e Alessandro Santi, che è presidente di Federazione. Bene, i saluti istituzionali si sono inevitabilmente concentrati molto sul presente, sul ruolo del porto, sul ruolo di Venezia
città portuale. L'hanno fatto sottolineando il momento di snodo che stiamo attraversando ovviamente tutta la nazione, ma che ha in alcuni suoi gangli vitali, certamente le strutture portuali vitali sono dei momenti di particolare intensità. Le relazioni che adesso seguiranno, le tre relazioni, invece al Presidente di Federagenti sarà chiesto di cercare di tracciare un filo rosso tra passato, presente e futuro del porto. Dicevo, le tre relazioni si concentreranno soprattutto sulla storia su aspetti storici del porto, nella sua complessità, ma anche affrontando alcuni aspetti molto, molto particolari. Questo in coerenza proprio con il titolo del nostro incontro di oggi, tra le rotte di ieri e le rotte di oggi, nella consapevolezza che per capire le rotte di oggi, soprattutto quelle di domani, saper qualcosa di più su quelle del passato può solo aiutarci. Quindi io do adesso la parola a Stefano Miconi, lo dico capitano di vascello della Capitaneria di Porto, che farà una breve cronistoria proprio della Capitaneria di Porto. Prego. Molto breve perché gli anni di storia sono una cosa abbastanza lunga e quindi in pochi minuti forse si riesce a capire meglio. L'umanista Cipelli, una frase molto nota, nel XVI secolo affermò: Aquis tu muro munitur, Venezia è difesa dalle acque piuttosto che dalle mura. È una frase che tutti conoscono, è conservata al Corriere, in piastra marmorea su cui sono riportati. E questo ci dice che l'amministrazione marittima della città nasce con la città ed è insita nella natura stessa dei luoghi. Luoghi che, ben sappiamo, hanno due vie d'accesso, il Lido e Malamocco. E quindi, sin dalle origini, sia per Lido che Malamocco, il Senato, il governo della Repubblica determinò la creazione di due figure responsabili, gli ammiragli di Lido e di Malamocco. In realtà, sin dall'inizio diede in concessione questi due titoli ai piloti d'Istria, erano figure tecniche, e la rotta di avvicinamento a Venezia era dall'Istria, e quindi queste erano le figure di riferimento tecnico. La concessione durava 4 anni, l'ammiraglio aveva delle entrate proprie, ma, e la storia purtroppo è maestra, delle, chiamiamole così, malversazioni, ma soprattutto grande invidia all'interno di quella corporazione, fecero sì che il Senato impose la figura degli ufficiali al cattaver, che erano rigorosissimi nella gestione della cosa pubblica. La figura dell'ammiraglio chiaramente durò fino alla fine della Repubblica, e per quella di Lido addirittura non si ha origine, non si sa quando fu creata, mentre quella di Malamocco si ha la figura intorno al 1492, stiamo scoprendo la media, quindi immaginiamoci i periodi di cui si sta parlando. La nomina avveniva, e questo la dice lunga sull'importanza, nel piencollegio, cioè il massimo organo di amministrazione dello Stato. Erano due figure tecniche, quindi la Serenissima riteneva dava grandissima importanza alle due figure. Il loro compito era quello di verificare la transitabilità delle due vie d'acqua, dar l'acqua, si diceva in gergo. E avevano dei compiti così precisi, la cui complessità fa abbastanza riflettere, perché a distanza di 1500 anni da vedere che nulla è cambiato. Gli ammiragli avevano l'obbligo di, appunto, verificare la transitabilità delle vie, ma soprattutto dovevano controllare l'entrata e l'uscita delle navi, l'attesa delle navi fuori dalle bocche, il rimorchio che veniva a remi, il pilotaggio che esisteva. Soprattutto dovevano dare riscontro alle norme di sanità che la Repubblica teneva in grande considerazione. La peste di Venezia non è solamente un film o un libro. E allora dovevano controllare che i documenti fossero, appunto, le patenti di sanità, fossero idonee a far sì che la nave ormeggiasse nei canali di contumacia, dove la nave doveva rimanere per un certo periodo, ovvero le merci
fossero poste in luoghi, lazzaretti sostanzialmente, in attesa che passassero i prescritti tempi per cui la dogana autorizzasse a smerciarle. E poi dovevano controllare che appunto avessero le regolari ricevute di pagamento di quella che si chiamava la sporta, poi un termine ormai entrato nel dialetto, ma l'autorizzazione a partire. Ora, la complessità appunto delle competenze assegnate la dice lunga sull'importanza della figura degli ammiragli. E la dice lunga sul fatto che Venezia fu la il primo organismo, la prima amministrazione nella penisola italiana che promulgò un codice legislativo in senso moderno in materia. Nel 1786, ormai la Repubblica stava per finire, Venezia promulga questo codice che recepisce tutte le norme precedentemente messe in azione. Purtroppo, lo sappiamo, la Repubblica cade, ma tutte le consuetudini rimangono in vigore. E nel secolo successivo saranno numerosissime le necessità di cambiare le amministrazioni, cosicché inizia l'Austria, quando Venezia appunto diventa austriaca, e istituisce il capitanato del porto con sede in San Zaccaria, ci sono dei motivi per cui dico le sedi, e nomina Querini, che era stato l'ultimo amministratore della Dalmazia, prima presidente dell'Arsenale, quindi dell'Arsenale, e poi impone l'obbligo di controllare che ci sia ordine nel passaggio dei legni in San Marco. Questo era il suo compito, un po' una vigilanza nel traffico. Il Capitanato di Porto quindi è il primo organismo post-Repubblica, ma dopo Austerlitz e quindi il ritorno dei francesi arriva l'importanza che Napoleone dà alla sanità marittima e istituisce i magistrati alla sanità marittima, il podestà della città e il capitanato del porto, capitano del porto, e li pone a Calle Vallaresso, San Marco, Calle Vallaresso. Chiaramente il capitano del porto mantiene le sue competenze, appunto quelle di tenere in ordine i legni. Poi che succede? Chiaramente finisce l'impero napoleonico, l'Austria torna e impone nel 1824, quindi 10 anni dopo, questa la dice lunga, 10 anni dopo impone l'editto di Maria Teresa, l'editto di navigazione voluto da Maria Teresa, per cui dal 1824 al 1867-68 le norme di navigazione a Venezia saranno quelle asburgiche, le stesse che sono a Trieste. L'editto di navigazione dura fino a un certo punto, quando con il Risorgimento e l'Unità d'Italia Venezia viene a far parte del Regno d'Italia, appunto, e il codice di commercio diventa la base della navigazione, delle norme di navigazione. In quegli anni, il 20 luglio del 1865, vengono costituite le capitanerie di porto, unificando i consoli di marina, che era una funzione civile sostanzialmente, con lo Stato Maggiore dei Porti, che aveva una funzione tecnico-militare, e nascono appunto le capitanerie che entrano a gestire il territorio, il litorale marittimo dello Stato. Venezia nel 1871 ha la creazione del compartimento marittimo di Venezia e del circondario di Chioggia. Nello stesso anno, Capitanato di Porto e Sanità Marittima vengono assorbite in un'unica porta, appunto, e la sede è quella di Calle Vallaresso, dove tuttora siamo. Invece il Capitanato di Porto verrà chiuso, diventerà caserma dell'esercito e ora è il comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri. Iniziano i lavori di fine Ottocento, ci sono le bocche di porto, c'è nuovi banchinamenti, le costruzioni dei silos, e si arriva però alla Prima Guerra Mondiale, dove la Capitaneria è costretta a riorganizzare l'attività portuale, l'attività di pesca, l'attività di commercio, cercando di dare una normalità alle attività in quella che è la prima linea. Perché noi forse ce lo dimentichiamo, ma Cavallino, Cava Zuccherina, anzi, piuttosto che Jesolo, era la prima linea. Quindi Venezia era in prima linea. A parte le bombe, il fronte era a pochi metri da qui. E il comandante del porto continua a organizzare la vita regolarmente. Poi finisce la Grande Guerra, inizia la ricostruzione. E allora c'è anche da riorganizzare quelle che erano le province, l'attuale Friuli Venezia Giulia,
le altre province, l'organizzazione dello Stato, e nel 23 vengono create le direzioni marittime, quindi anche quella di Venezia. Ma nello stesso periodo viene costituito nel 29 il Provveditorato del Porto di Venezia, che è l'azienda incaricata di gestire economicamente le banchine. Azienda che negli anni di alcune riforme diventerà assolutamente l'autorità di sistema portuale dell'Adriatico settentrionale. Poi c'è il secondo conflitto, le distruzioni, la ricostruzione e i compiti che vengono comunque svolti dal personale delle capitanerie come normalità della loro attività. Negli anni l'amministrazione marittima ha vissuto un'evoluzione tecnico-operativa e di guardia costiera, senza però tralasciare tutti quegli aspetti di gestione del mare, delle coste e del delicato insieme che è l'ambiente marino. La tutela delle acque rende la frase di Ignazio, Cipelli, il nome di Ignazio, aquis pro muro munitor, acqua al posto delle mura, sempre attuale, e questo è lo spirito che, seppur con il cambio di nomi e di divise, ha ispirato e continua a ispirare l'attività della Capitaneria di Porto di Venezia. Grazie. Grazie al capitano che è riuscito effettivamente a condensare un intervento denso di elementi, ma assolutamente sintetico, un arco temporale veramente molto vasto. Adesso invece parliamo di Venezia terminale della via all'Ambra, snodo della via della Seta tra rotte a largo raggio, fluviali, antichi percorsi. Insomma, uno scenario che attraversa anche in questo caso molti secoli, e lo facciamo con lo storico Federico Moro. Dico qualcosa di lei, perché Federico Moro, per chi non sapesse, è uno storico veneziano, laureato a Padova, al suo attivo. Scusi, ho sbagliato. Vive ed è laureato a Venezia, al suo attivo una quarantina di libri, molti dedicati a Venezia, ma molti dedicati anche ad altri temi. Alcuni dei suoi testi, se non sbaglio, sono stati anche veicolati attraverso il giornale. Quindi direi che sicuramente la sua competenza e i suoi studi ci saranno molto utili. Grazie a tutti voi che siete qui oggi, grazie all'autorità portuale, alla Capitaneria di Porto, a Federagenti, naturalmente alla Biblioteca Nazionale Marciana. Per me, devo dire, non è la prima volta qui in questo salone, mi ricordavo proprio stamattina che 13 anni fa, in un magnifico pomeriggio di aprile, avevo presentato un libro su Palazzo Ducale, Labirinto Ducale, proprio qui. Ed è un piacere, un onore e una sensazione meravigliosa per un veneziano come me. Quant'anche di adozione, perché io sono nato a Padova, c'era qualcosa che ritornava. E io ho dedicato indubbiamente tutta la mia attività di studioso a Venezia e alle sue vicende. E questo titolo, Venezia da terminale della via dell'Ambra, snodo delle vie della Seta, non è ovviamente per nulla casuale. Prima ho sentito dire Venezia come sistema portuale di un'area sostanzialmente regionale, forse estesa al nord Italia. Mi permetto di fare una piccola chiosa: l'area è molto più vasta, e se Venezia esiste, se questo salone c'è, se una repubblica ha avuto i mezzi finanziari per arruolare tutti gli artisti più costosi in circolazione in quel momento, per costruire quello che noi vediamo e che uscendo per lo scalone e spuntando fuori in piazzetta siamo in grado di vedere, è perché in realtà i suoi commerci erano molto più ampi e molto più vasti. Venezia, dobbiamo però, visto che poi siamo nel 1600° anniversario, per alcuni una data mitica, probabilmente sì, però potremmo vedere che forse andrebbe addirittura estesa e non ristretta come negli ultimi anni, così è diventato un po' di moda fare. Venezia ha origine da una grande trasformazione che affonda le sue radici nei cambiamenti epocali che riguardano l'impero romano tardo antico.
È un posto dove, secondo uno storico inglese molto celebre, Peter Heather, Giulio Cesare si sarebbe trovato molto a disagio, non solo perché erano vestiti in modo diverso, perché la società era organizzata in una maniera per lui incomprensibile, ma addirittura avrebbe avuto difficoltà a comprendere la lingua. Lo stesso vale per Traiano, Marco Ulpio Traiano, uno dei più grandi imperatori romani. Non parliamo neppure di raffinati rappresentanti delle lettere come Cicerone e Seneca. È chiaro, l'aspetto più evidente è il cambiamento di abbigliamento. Un legionario romano della prima età imperiale non assomiglia per niente a un legionario della tarda età imperiale. Ma soprattutto questo cambiamento affonda le sue radici in quella che una corrente di pensiero che si chiama Scuola di Vienna, che io assolutamente condivido, chiama etnogenesi. È in atto una profonda modificazione della popolazione che produce sostanzialmente la sparizione dei romani, così come li abbiamo conosciuti noi, e il diffondersi e l'affermarsi di nuove nazioni. Per Erwig Wolfram, che è il caposcuola di questa corrente di pensiero, per avere un'etnogenesi noi cosa dobbiamo avere? Dobbiamo sì avere un cambiamento nella cultura e nello stile di vita, ma soprattutto questo cambiamento deve essere percepito come tale dalla popolazione stessa. L'esempio che lui fa riguarda gli slavi e i boemi. Abbiamo una nuova nazione quando gli slavi che abitano la Boemia cominceranno a percepirsi come boemi. Vi faccio riflettere su un dato. Non solo la città di Venezia prima non c'è e poi c'è, ma anche i veneziani prima non ci sono e dopo ci sono. E sono loro che si autonominano veneziani. Il dramma che vive il tardo impero è che è di una attualità sconvolgente, se pensiamo a noi oggi, è quello che una grande studiosa scomparsa nel giugno dell'anno scorso, Lelia Cracco-Ruggini, ha definito uomini senza terra per una terra senza uomini. Vale a dire popolazioni in marcia perché non hanno uno spazio vitale in cui stanziarsi, in marcia là verso dove c'è spazio e dall'altra parte un territorio dove invece mancano gli uomini, falciati da pandemie, guerre civili, crisi economica. Ed è un processo che una serie di invasioni ha accelerato. Osservando i percorsi di queste invasioni, noi osserviamo che seguono i tracciati stradali romani. Alarico e i Visigoti, un tipico caso di etnogenesi, un popolo nuovo, che imbocca la Postumia ad Aquileia, arriva fino all'incrocio con la strada per Mediolano, per Milano, che è allora la capitale imperiale, quindi a quel punto viene raggiunto da Stilicone con l'esercito in marcia che è tornato indietro dalla Germania, dove si trovava in quel momento. E torna quindi indietro lungo la stessa Postumia, ripassa 2 volte nel giro di 2 anni proprio lungo questa strada che è la strada del destino dell'Italia settentrionale, perché collegava Aquileia con Piacenza, dove si innestava la Via Emilia, e quindi con Genova. Nel 406 però abbiamo un'altra invasione che segue un'altra delle strade romane del destino, la via Claudia Augusta, che scende giù per la Valle dell'Adige. È Radagaiso che guida questa confederazione detta di Ostrogoti, insomma, che in realtà raggruppa popoli assai diversi. A Fiesole il solito Stilicone lo intercetta e lo annienta. Abbiamo quindi la celebre invasione del 408-412, quella che provoca il primo sacco di Roma, e ancora Alarico che segue sempre le strade romane. E non è un caso. La cosiddetta soglia di Gorizia è
la strada, la via più facile per varcare le Alpi. D'altro canto, qui si trovano anche queste strade che i romani avevano concepito come solido cuneo difensivo-offensivo per proteggere la pianura padana. Vedete che la Postumia sostanzialmente, che è questa, si incrocia a Piacenza con l'Emilia, e la base del triangolo è rappresentato dalle vie Popigliane e bissettrice il corso del Po. Se noi poi pensiamo che da questo triangolo di strade si diramano poi tutte le strade che portano oltre le Alpi, ecco perché il porto di Venezia è fondamentale per un'area che in realtà è infinitamente più vasta della sua regione, perché la via Claudia Augusta ha due rami, uno che da Ostiglia risale alla Valle dell'Adige, l'altra che da Altino si riconnette all'altezza di Trento sempre con la Valle dell'Adige, senza contare il percorso della Valle del Tagliamento che porta al passo di Coccavo. E qua mi fermo perché in realtà sono molte di più queste strade. Ma queste strade, questo cuneo che i romani hanno immaginato, è punteggiato di presidi militari. En passant ricordo che Giulio Cesare guida in Gallia un esercito cisalpino che è totalmente elevato nella Gallia cisalpina, cioè nella pianura padana, e che queste fortezze sono presidiate da unità che ormai si chiamano di limitanei, unità presidiarie stanziate nel territorio, e attorno ai loro punti fortificati si sviluppano i villaggi dove abitano le loro famiglie. Il concetto è che gli uomini chiamati a difendere questi punti di forza combatteranno con grande accanimento perché difendono le loro case, le loro famiglie, i loro beni. Naturalmente, sotto la pressione di tutti questi eventi, cosa succede? Che questi presidi devono sgomberare, si spostano verso la costa. Naturalmente si spostano tutti, soldati, donne, anziani, bambini, con i loro ufficiali in testa. Noi abbiamo i documenti che parlano di duces e tribuni militum, che sono gradi militari, sono solo ed esclusivamente gradi militari. E sono questi che guidano questa migrazione. Anche questo è un popolo in marcia dagli insediamenti dell'entroterra verso la costa. La composizione di questo popolo in marcia, però, è quanto mai composita in realtà. Ci sono germani, ci sono sciti e sarmati, ci sono quelli che potremmo definire romani, composita come la natura del territorio dove cercano rifugio. La base del cuneo, la via Popigliana, è collegata da sempre dalle cosiddette fosse per transversum, come li chiamavano i romani. In realtà le fosse per transversum sono forse un'invenzione dei Veneti antichi e sono un'invenzione geniale, apprezzata anche da Vitruvio, che aveva osservato che contrariamente ad altre parti del Mediterraneo, qua la malaria non c'era. Perché? Perché l'acqua veniva tenuta in movimento proprio da questi canali di scolo e di collegamento, mantenute ed estese dagli Etruschi, quindi dai Greci, la fossa Filistina, da cui Pellestrina, vengono perfezionate dai Romani. Con la fossa Claudia e la fossa Augusta arrivano a collegare quello che è il porto di Classe, che non è un porto qualsiasi, è il secondo porto più importante dell'impero ed è la base della seconda flotta permanente del Mediterraneo dopo quella di Capo Miseno. Non solo, è talmente importante Classe che Traiano, quando lo sceglie come base principale di partenza per la sua offensiva in Dacia oltre Danubio. Classe è collegata con un sistema, la cosiddetta rotta endolagunare, con Aquileia. Si può evitare di andare in mare. L'Adriatico è sempre un mare molto insidioso. A questo punto, però, dopo le invasioni che abbiamo già visto, dopo che il processo migratorio è cominciato, abbiamo l'invasione Unna.
Gli unni sono una curiosità formidabile. Noi li chiamiamo unni, in realtà gli unni probabilmente veri e propri rappresentavano una sorta di aristocrazia guerriera di una confederazione multietnica molto vasta e articolata. Abbiamo la bella testimonianza di un greco, Prisco, che è l'unico che ha cenato con Attila, il quale ci restituisce l'immagine di un re unno che parla perfettamente in latino e in greco, è stato d'altronde educato a Roma, che ha modi cortesissimi, mangia con stoviglie di legno, è abbastanza frugale a pasto e tutto ciò contrasta drasticamente con l'immagine che è stata poi trasmessa di lui. Ma la grande novità di Attila è questa. Sconfitto l'anno prima da Ezio ai campi catalaunici, è deciso a sostituirsi a Ezio come comandante in capo di tutte le forze armate romane, di sposare la figlia di Galla Placidia, cioè Giusta Grata Honoria, e di diventare il padrone della parte occidentale dell'impero. E per far questo cambia radicalmente strategia rispetto agli invasori precedenti, perché attacca le città piazzaforte. Comincia con Aquileia, passa a Concordia, infine attacca e distrugge Altino. Tutto ciò ovviamente costringe tutti quelli che si erano spostati dall'interno verso la costa, che avevano trasformato la via Popigliania in una sorta di bastione fortificato di appoggio e di protezione, ad abbandonarlo e ad arretrare. Ma al di là c'è assolutamente soltanto il mare. È questo il momento di svolta. Sia chiara una cosa, che non basta nascere su una spiaggia per avere vocazione marittima. La vocazione marittima non esiste. L'uomo non è un animale nato per l'acqua, e neppure anfibio, è un animale prettamente terrestre. La cultura marittima si acquista, va insegnata e deve essere trasmessa e richiede uno sforzo continuativo nel tempo. Alla base ci deve essere una scelta e la scelta radicale e innovativa di queste popolazioni è stupefacente. Decidono di barattare la terra con il mare. È chiaro che per fare compiere questa scelta ci vuole in realtà un potere politico centrale molto forte che riesce a raccogliere le esigenze e interpretare le necessità e a fornire una risposta. E la risposta è questa, anche perché questi benedetti profughi che si sono aggrappati territorio estremamente complesso che si snoda lungo la costa nord-orientale della penisola, si trovano nella necessità di provvedere da soli al proprio sostentamento e alla propria difesa, perché sono rimasti abbandonati. Non c'è nessuno che li supporta, che li aiuta, e sono arrivati anche i Longobardi. La realtà costiera è costretta a pensare da sé sia in termini di sostentamento, la scelta del mare, che in termini militari. Ed è a questo punto che questo insieme di presidi sparpagliati attorno ai quali si sono raggruppate le popolazioni, che si fondono con quel processo che si chiama sinecismo per dare vita a un organismo politico unitario che diventerà il ducato o dogado dei veneziani, produce questa nuova nazione che comincia a chiamare se stessi veneziani. Non sono veneti, sono veneziani. I veneti sono prima, sono in terraferma, i veneziani sono quelli della costa. I veneti sono longobardi, i veneziani non lo sono affatto, non sono neppure greci, sono veneziani. E questa rivendicazione di totale originale autonomia, di indipendenza originaria che noi troviamo ripetuta ossessivamente in tutti i documenti che sono conservati in questa biblioteca, tutte le antiche cronache, tutti i documenti ripetono questo concetto della libertà originaria, perché non sono sudditi di nessuno. E
chiaro, si tratta di documenti di molto posteriori, però indicano una linea politica, una linea di pensiero, un modo di sentire e di essere. Questi veneziani creeranno una cultura nuova, una cultura marittima, la loro cultura, per una civiltà nuova, che è la civiltà che loro costruiscono e producono. È chiaramente impostata sul mare, ma sfrutta qualche cosa che esiste da secoli. Perché la nuova città, che prenderà il nome di Venezia soltanto alla metà del XIII secolo, questo significa che Enrico Dandolo conquista Costantinopoli, ma non guida la città di Venezia, perché la città è la Civitas Rivoalti ancora, ma guida i veneziani, che sono gli abitanti di tutto lo Stato costiero. Questa città, questa realtà, sorge in un punto chiave marittimo e stradale, e qua spesso ce lo si dimentica. È un incrocio formidabile di vie a largo raggio, sia stradali che marittime. In questo disegno centrale abbiamo la ricostruzione della via dell'Ambra secondo Plinio il Vecchio. Ma ovviamente non è che la via dell'Ambra nasca nel I secolo, in realtà è esistente da sempre, perché noi abbiamo antichi miti greci che ci parlano dell'Ambra, il mito di Fetonte che precipita con il carro nel delta del Po, e le sue sorelle che lo piangono sono le Eliadi e diventano pioppi, e dalle lacrime si produrrebbe l'Ambra, che in realtà arriva ovviamente dal Mar Baltico. Ed è su questa base che Venezia costruisce un impero marittimo, uno dei 5 nella storia, i più grandi, secondo Andrew Lambert, che ha scritto un libro bellissimo che bisognerebbe che tutti noi leggessimo e studiassimo attentamente, Sea Power States, è uno dei 5 casi di imperi marittimi che lui prende in esame, quello di Venezia, che è un impero marittimo che sostanzialmente è una catena di basi navali, perché una flotta, per poter esprimere il proprio potere navale e arrivare al dominio del mare, che è lo scopo che la politica veneziana persegue almeno dall'anno 1000 dalla crociera del doge Pietro II in Dalmazia, ha bisogno dell'elemento di sostegno e difensivo rappresentato dalle basi navali. E ovviamente bisogna ricordare le condizioni della navigazione antica e medievale. L'ossessione veneziana per la sponda orientale adriatica deriva da un elemento oggettivo. L'Adriatico è un mare un po' singolare, presenta una corrente principale costante che risale lungo la costa orientale, gira nel Golfo di Trieste e scende lungo la costa occidentale. La costa orientale poi è rocciosa, frammentata di acque profonde. A questo aggiungiamo la presenza di un regime di venti piuttosto regolare, con Bora, vento da nord-est, e Scirocco da sud-est, che sono venti assolutamente prevalenti. Tutti questi elementi fisici fanno sì che puoi navigare con relativa sicurezza sulla costa orientale, mentre la costa occidentale, vasta e sabbiosa dal Conero giù fino al Gargano, sono gli importuosi Italia Littora di Tito Livio, posti pericolosissimi. Quindi si va su e giù per la costa orientale. Ma la scelta marittima è radicale anche perché questo insieme di presidi lungo la via Anne Popigliania in realtà utilizza i porti che da sempre esistono sui sorgittori fluviali. Tanti fiumi, alla foce di ogni fiume un porto. Questo è sempre stato così. E Venezia, ovviamente, si sviluppa attorno al suo porto. Diciamoci la verità, la domanda potrebbe essere: ma Venezia è prima una città e dopo un porto? È una città con un porto? Che cos'è? No, è un porto che diventa una città. E questo dobbiamo visualizzarlo per capire qual è l'anima di Venezia e la sua vocazione.
I termini vanno invertiti. Il modello poi è appunto classe. Classe genera Ravenna, il porto genera la città di Venezia. Non per niente le dimensioni dell'arsenale sono smodate rispetto a quelle della città. È una città nella città. È lo stabilimento, è il primo stabilimento industriale dell'Europa, anche post-antica, diciamo, è il più grande, ha un modello che è l'arsenale di classe, ma è completamente innovativo. Naturalmente un cantiere è indispensabile perché una potenza marittima che non costruisce le navi non si dà. Ma l'arsenale diventa, cioè la capacità di costruire navi diventa il motore di un processo la cui importanza a noi oggi tende a sfuggire, perché alimenta la spinta culturale, cioè la capacità di integrare più saperi per generare nuove risposte ai problemi che emergono. Pochi sanno, a dire la verità, non lo si ricorda a sufficienza, che i crociati per conquistare Gerusalemme hanno avuto bisogno delle capacità dei carpentieri pisani di costruire torri, mangani e via dicendo. L'apporto dei marinai italiani, pisani, genovesi, veneziani, di Ancona, di Noli, di ovunque, alle crociate è fondamentale. Avevano bisogno delle loro capacità, dei loro talenti costruttivi, della loro inventiva, ecco la spinta culturale, la capacità di accumulare tanti saperi diversi per dare la risposta ai problemi. Anche Costantinopoli non sarebbe mai stata presa dai crociati senza i veneziani. Sono i veneziani a conquistare Costantinopoli, anche perché erano i 2/3 del corpo di spedizione, tra le altre cose. Questo non è altro, spinta culturale, la capacità di immaginare scenari annidati, cioè di intuire che cosa accadrà, di immaginare dentro di sé diverse opzioni, diverse sviluppi della situazione presente, non è altro che la capacità che ha permesso all'Homo sapiens di eliminare tutti i concorrenti e di conquistare il pianeta. Quindi, caso, necessità e scelta marittima sono il triangolo che hanno trasformato dei poveri profughi su una costa paludosa in una grande potenza. Ed è questa la ragione del suo successo. Ed è a partire ormai dalla metà del XIII secolo, quindi del 200, perché il famoso gonfalone veneziano risale a quell'epoca lì, esattamente come il cambio di nome, come la fine del comune dei veneziani e la nascita della Repubblica, di una nuova nazione che ha il suo perno in una nuova città e che ha una nuova identità. Le caratteristiche culturali di fondo di questa nuova nazione sono quelle di essere una porta sul mondo e un ponte tra mondi, come è stato ben ricordato in precedenza. Teniamo presente, quella a sinistra è circondata dalla linea rossa, sostanzialmente l'isola Melidissa e Eraclea, così come si è ridotta adesso. Quella di destra ovviamente è Venezia vista dall'alto, e io vorrei concludere questo mio intervento con una piccola provocazione finale, perché oggi si parla di fronte alle problematiche della salvaguardia e all'apparente inconciliabilità di salvaguardia e sviluppo della portualità. Una volta che noi abbiamo detto che Venezia è porto, nasce porto, dobbiamo però porci la domanda quale porto e dove lo piazziamo, perché indubbiamente il fatto che sia all'interno della laguna, a mio parere, rappresenta un problema pressoché insolubile, specialmente alla luce dell'innalzamento degli oceani. E allora si pensa ovviamente al porto del Tura. La grande obiezione al porto del Tura è che sia, a parte i costi, tecnicamente quasi impossibile da costruire. Ma visto dove siamo noi adesso, riflettiamo un attimo. Il palazzo qui di fronte è stato chiamato il pieno sul vuoto.
appoggiato sul legno, sprofondato nel fango, con le tecnologie di allora ovviamente. Siamo proprio sicuri che non si possa fare? Se dobbiamo imparare qualcosa da questi veneziani così spettacolari, coraggiosi, capaci di realizzare tutto quello che noi vediamo, insomma, dobbiamo innanzitutto, credo, impararne il coraggio, la volontà, la determinazione, la capacità di integrare saperi diversi per arrivare a realizzare un bene comune superiore. Grazie per l'ascolto. Grazie a Federico Moro che con la sua provocazione finale ci ha dato una plastica dimostrazione di come passato, presente e futuro si collegano, e grazie anche per aver comportato con il racconto di serie di elementi uno degli elementi di questo nostro incontro, cioè questa è una città portuale innanzitutto, non è una città che è diventata porto, ma è un porto che è diventata città. Poi i suoi orizzonti portuali sono vasti, e quanto siano potenzialmente vasti ce lo racconta adesso Antonio Franzina, responsabile dell'ufficio stampa del Consiglio regionale del Veneto, ma come ho già detto prima, questo è il suo ruolo professionale, in realtà Antonio Franzina è proprio conoscitore della storia di Venezia e del Veneto, e proprio per questo oggi si parla di una cosa che si chiama la Via Querinis, che ovviamente ci riporta la storia di un personaggio molto importante della storia di Venezia, che è Querinis, in tutto quello che consegue in termini di rapporti tra Venezia e altri mondi che potevano essere considerati allora. Prego. Grazie, direttore. La via Querinissima nasce da un'intuizione attorno al 2013, dall'idea di collegare il Mediterraneo al mare del Nord, seguendo l'impresa casuale di Pietro Querini, che nel 1431, nel gennaio del 1431, abbandona Venezia per andare a Candia, dove aveva dei feudi, coltivava vino, per portare il vino da Candia a Brooklyn. Siamo nel 1431. Prendete nota dell'anno, visto che stavamo parlando di 1600 anni di Venezia, 1431, 590 anni fa. Questa moda di anniversari, 590 anni fa, un mese prima che Querini partisse, Querini parte da Creta il 25 aprile, il 3 marzo viene eletto Papa Eugenio IV Gabriele Fulmer, un Papa veneziano, che non cito qui a caso per sbaglio, perché Eugenio IV, autore del dialogo profondo con la Chiesa ortodossa, vuole riportare l'unità delle due chiese, ci riesce temporaneamente per alcuni aspetti, ma è anche indirettamente il responsabile della nascita del posto che oggi ci ospita, perché un sacerdote ortodosso che diventa cardinale della madre Chiesa romana Vessarione è quello che farà la donazione di tutti quanti i suoi testi scritti e manoscritti alla città di Venezia e della fondazione della Biblioteca Marciana. Questo per riallacciarmi a quanto ha detto il professor. C'è nella storia di Venezia la capacità di accumulare saperi e gestire le nuove tecnologie. E non è un dato da poco, soprattutto quando parliamo oggi di porti che giocano attorno alle nuove tecnologie. Porti mediterranei che devono giocare attorno a nuove tecnologie, perché non sono competitivi con i porti del mare del Nord. Non possono essere. Prendo anche un'altra provocazione che era stata precedente e che ritroveremo appunto in Querini. L'Italia 7.456 km circa di coste, e l'Italia spesso se lo dimentica.
Cioè spesso noi ci dimentichiamo che questa, come Venezia era un porto, questa è una portaerei in Italia, nel Mediterraneo. E spesso ci dimentichiamo che il 30% delle merci oggi che circolano al mondo passano per il Mediterraneo. E ce lo dimentichiamo, parlo come nazione, ce lo dimentichiamo. E se avessimo una cultura marinara più attenta alla nostra storia, forse sfrutteremo meglio queste nostre capacità. Pietro Querini, tornando al protagonista della Querenissima, parte da Candia per portare sostanzialmente un carico di 800 barili di vino, oltre a spezie e legname prezioso, a Bruges, ad Anversa, fa tappa a Cadice perché giustamente marinai veneziani veneziani e greci erano in grado di navigare nel Mediterraneo, mentre per affrontare la costa atlantica conveniva ingaggiare dei marinai che conoscessero venti dominanti della zona. Purtroppo viene trascinato, nonostante le competenze dei marinai che ingaggiano a Cadice, viene trascinato alle Canarie, dalle Canarie risale fino al Portogallo, arriva a Lisbona, poi andrà anche a Santiago de Compostela, da qui parte per andare a Bruges. Una tempesta lo porta al largo. Ve la faccio brevissima perché la storia finisce al di là del circolo polare, arriva nelle isole Lofoten. Una tragedia perché perso il carico, perso una parte della ciurma, rimangono una dozzina di uomini che arrivano in quest'isola di Sandoia, dove vengono tratti in salvo dagli abitanti dell'isola di Rost, che sono di pescatori. Ed ecco qui un particolare. Di tutta questa vicenda, Pietro Querini scrive o detta un diario, accumulo di conoscenze. Dicevamo, qui a lei accennava. Scrive un diario eccezionale che è contenuto nel codice 5659 della Biblioteca Apostolica Romana, in Vaticano. Attenzione, quel manoscritto, una cinquantina di pagine veramente belle, tra parentesi una scrittura anche bella, piacevole da vedere, è contenuto all'interno di un codice che era stato raccolto e donato poi alla Biblioteca Apostolica dal cardinale Reginald Pole, cioè da una delle personalità più importanti del Rinascimento. Aveva studiato a Venezia, ma Reginald Pole si era costruito la sua Google Maps, o se volete un portolano singolarissimo, mettendo assieme tutta una serie di diari di viaggio, da Odderico de Pordenone, quindi viaggi verso l'Oriente, fino ai viaggi in Germania, e uno dei viaggi è proprio quello di Pietro Querini. Se l'era preso perché Reginald Pole, uno dei grandi motori della riforma della Chiesa, il capo degli spirituali, a cui facevano riferimento personaggi come Michelangelo, ma perché si fa un portolano? E qua ovviamente tutti quanti i marinai sanno benissimo, il portolano non è una mappa, è una raccolta di esperienze, conoscenze dei luoghi, conoscenze delle correnti, dei venti dominanti, ed è quello che scrive Pietro Querini. Quali sono le caratteristiche dei porti e anche fa delle annotazioni antropologiche interessantissime. Ci racconta la vita per lui sorprendente di queste popolazioni ingenue, e anche stranissime che incontra in queste isole. C'erano queste donne nude che non avevano paura di spogliarsi davanti agli uomini, durate 12 marinai veneziani, cosa che noi ha combinato. Non lo dico per gli scherzo, ma perché la battuta me l'ha fatta il sindaco di Rost, che contrariamente ad ogni aspettativa è un tizio, perché adesso è cambiato il sindaco, basso, piccolo, fracà, che sembra un cretese o un italiano medio, perfetto. E lui stesso mi ha detto, guardi che se qui facesse un'indagine sul DNA della popolazione, viene fuori che qua siamo mezzi italiani tutti quanti. Non è, ma leggendo la cronaca di Pietro Querini si potrebbe dire, ma qua magari qualche marinaio era caduto in tentazione. Però la cosa importante qual è? Che
Pietro Querini ci ha restituito una testimonianza di vita, di conoscenze, di saperi. Né più né meno di quanto non avesse fatto un paio di secoli prima Marco Polo, dettando a Rustichello da Pisa il suo milione. E neanche tanto diversamente da quello che farà un centinaio d'anni dopo Pietro Querini, tale Antonio Pigafetta, non veneziano, vicentino, che però sarà protagonista di quell'avventura incredibile che è la prima circumnavigazione del globo. E a proposito di conoscenze e memorie storiche, l'anno prossimo, il 6 settembre, sono 500 anni dall'arrivo della vittoria a San Lucar de Barrameda, 18 uomini di tutta quanta la flotta di Magellano che riescono a tornare sani e salvi in patria. Dopo da San Lucar, l'8 settembre, arriveranno a Siviglia. Non so quanto verrà celebrato questo evento, 500 anni. In Italia, senza non ho idea, attorno alla figura di Antonio Pigafetta e Sebastiano Elcano. Abbiamo cancellato anche Cristoforo Colombo un paio di giorni fa negli Stati Uniti, cancelliamoci pure la memoria a proposito del fatto di dover recuperare la memoria per poter guardare al nostro futuro. Qua ci stiamo dimenticando. Politically correct, d'accordo. Tante cose cancelliamo. Cristoforo Colombo, cancelliamo Magellano, cancellate tutto quanto. Cancelliamo da questa città i suoi 1600 anni, il Cadamusto, il Caboto, e perdiamo la nostra dimensione, diventiamo una Disneyland. Se vogliamo diventare una Disneyland dobbiamo ritornare alla nostra storia. Noi cosa abbiamo fatto con la via Querinissima? E non vi tedio andando più di tanto. Abbiamo messo assieme i principali punti del racconto di Pietro Querini. Quindi abbiamo contattato la città di Calce, Bodo che è la capitale del Nordland, dove ci sono le isole Oten, e abbiamo Versane in Svezia, toccata nel viaggio di ritorno, abbiamo chiesto di poter costituire un'associazione per promuovere presso il Consiglio d'Europa l'itinerario, che sarà in questo caso un itinerario in parte marittimo, perché parte appunto da Creta per arrivare alle Lofoten, e in parte terrestre che ripercorre il viaggio di rientro di Querini, che passò in Svezia, dalla Svezia a Danimarca, poi Querini andò a Londra, a Cambridge, e a Londra per arrivare attraverso Basilea a Venezia il 12 ottobre del 1432. Mentre altri 3 suoi compagni di viaggio presero invece la via della Germania arrivarono a Venezia un po' prima. Abbiamo messo insieme queste tappe, stiamo costituendo, perché altra cosa interessantissima è non c'è solo la burocrazia italiana, sapete, ad essere particolarmente pesante, anche tutta la burocrazia europea non è così facile. Costituire un'associazione tra stati e enti diversi è un problema, e qua invece devo ringraziare e sottolineo il ruolo svolto dall'ambasciata italiana in Norvegia, dapprima con l'ambasciatore Novello, dal consolato italiano a Siviglia con Carlos Ruiz, che ci ha dato una mano fondamentale nei rapporti con Cadice, in particolar modo. Ecco, stiamo costituendo questa associazione che noi vorremmo, qui c'è la dottoressa Martorana che segue tecnicamente tutta appunto la parte burocratica, che vorremmo costituire simbolicamente il prossimo 25 aprile, il giorno festivo faremo magari il 26 o il 24, per poter presentare già a settembre al Consiglio d'Europa proprio l'itinerario di Pietro Querini. Ma torno a dire, non è un itinerario attorno ad un'impresa incredibile, non è nemmeno un itinerario che certifica la storia del baccalà, e peraltro Querini non sopravvide il sistema di essiccazione del baccalà delle isole Lofoten, ne parlò a Venezia, ma non fu lui a portare il baccalà a Venezia. Casomai fu qualche anno più tardi, dopo il Concilio di Trento,
un altro geografo molto importante, Olaf Magnus, che non soltanto fece una bellissima mappa, ma era figlio di un importatore di pesce, per cui fu tra i promotori del giorno di digiuno e del mangiare in bianco al Concilio di Trento. Lui era cardinale, per cui poteva anche permettersi di sostenere una tesi così importante e interessi privati familiari a crepe. Cioè, non ci sono soltanto gli italiani che combinano le marachelle in giro per il mondo, in questo caso erano svedesi. Ma è anche vero che il baccalà entra nella nostra storia, la storia di Venezia, con il suo mantecaldo, come tranquillamente appartiene alla storia norvegese, appartiene anche alla storia di altri popoli del mare. Baschi, baccalà alla vizcaina, chiamiamo baccalà, che tra parentesi è una parola di origine fiammica, lo stoccafisso, lo stockfish di cui parla appunto Guerini. Stockfish però è una parola che era stata presente nel 1200 anche in documenti tutti qui si interessa, e che è leggermente diverso dal merluzzo, ma c'è tutta quanta la diatriba attorno a baccalà, queste cose. No, però questo a testimonianza di un'altra cosa. La storia d'Europa è, a conclusione, una storia fatta appunto da uomini, scoperte, condivisione di saperi, tecnologie, anche cibo. Pietro Perini commerciava vino, aveva inventato il vino italiano di Verona, cibi, conoscenze, saperi, rapporti tra persone. Il porto ha etimologicamente la sua origine nel passaggio, ha la stessa etimologia della parola porto. Il porto è il luogo del passaggio. Però come noi proteggiamo la nostra pelle, dovremmo anche proteggere il nostro corpo. Perché? Torno a dire, 1456 km di costa, 1200 sono proprio i provvisori che ci sono in Italia, 15 le autorità portuali, 15 bacini, 53 porti di importazione e soprattutto una grande storia alle spalle. E questa, dall'alto di questa storia noi possiamo cercare di guardare al domani. O lo facciamo credendo anche nella lezione veneziana, che era una lezione, guardate, nella quale le tecnologie sono determinanti. L'innovazione tecnologica in questa città è stata determinante per la storia di Venezia. Abbiamo celebrato da poco 450 anni della battaglia di Lepanto e furono le tecnologie militari, il fatto di armi ad avere la meglio della flotta ben più fatta dell'impero ottomano. Nel suo piccolo, la Queridissima vuole raccontare una pagina di storia veneziana ed europea. Perché l'Europa nasce attorno ai popoli. Chiudo, visto che siamo anche nell'anno dell'Antesco, le date esatte. Prima il professore parlava, ci ha fatto vedere l'ultima immagine Sisifo. E allora noi con Alberca potremmo immaginiamo Sisifo felice. Proviamo a immaginare Sisifo felice. E con Dante Alighieri andare al primo grande marinaio, che forse passò anche di qui, tale Ulisse, che nella Divina Commedia si ammonisce: fatti non foste per vivere come bruti, ma per inseguire per tutte conoscenze. Grazie. Grazie ad Antonio per il suo excursus amari, citi, personali, riferimenti storici. L'unica cosa che mi permetto di eccepire è che non rimpiango il vino di testa e viva il vita. Però, a parte portava il Malvasia, cioè la portava Malvasia.
sestiere di Venezia ci mancava. Bene, adesso conclude questa contributi Alessandro Santi, presidente della Genasi, a lei compito dall'Ambra, passando attraverso Baccalà, Marino, ma con continui riferimenti al ruolo che questi elementi hanno avuto per consentire questa città di avere un ruolo importante. No, io ti ringrazio. Allora, io credo che partirei proprio da quello che lei stava dicendo, cioè percorrendo un attimo alcune fasi storiche che chi mi ha preceduto ha citato. E questo perché vorrei portarvi idealmente in quello che il professor Barbaro ha definito un pendolo, che è il rapporto che l'Italia ha sempre avuto con il mare nella storia. E ovviamente quando parliamo di Venezia non possiamo più integrare il rapporto della città con il rapporto che poi il futuro Stato sarebbe stato, quindi integrato in una penisola ben definita, no? Il professore prima ha definito l'Italia una porta aerei con diciamo anche a Rotterdam circa 8.500 km di costa se consideriamo quella delle isole. A me piace anche dire più di 120.000 km quadrati di costa e di acqua sulla costa, nel senso che noi presidiamo, la Capitaneria presidia e la Marina Militare presidia anche l'acqua che ci dimentichiamo del porto, ma ci dimentichiamo dell'acqua talvolta, questo è un... Quindi dicevo un pendolo perché se noi pensiamo a quello che è stato detto prima, no? Prima abbiamo parlato di un primo periodo in cui avevamo i greci e fenici in Italia che colonizzavano le terre, in realtà gli italiani scappavano verso l'interno e quindi il rapporto con il mare è un rapporto passivo, cioè non c'era un controllo del mare. Quando parlo di controllo significa chiaramente controllo politico, controllo militare e controllo economico. Questi sono tre fattori che, voglio dire, a livello geopolitico sono sempre andati alla centro. Dopodiché abbiamo parlato dell'impero romano, ovviamente, perché Moro ha parlato dell'impero romano, periodo in cui effettivamente cominciamo a scoprire che il Mediterraneo è il mare nostrum, ma poi diventerà il lago dell'impero, no? Per visto nel disegno dell'Europa presentato. E quindi qui un riappropriarsi del mare in maniera molto forte. Dopodiché abbiamo parlato, si è parlato di cose barbariche di nuovo, no? Abbiamo parlato per esempio che a Cartagine i Vandali sono arrivati nel 455 a Roma e anche questo era un esempio di, dopo la crisi dell'impero romano, un periodo di passività rispetto al mare. E finalmente poi con il 1000, con le città-stato, mi fa piacere anche sentire che non sono state citate solo le quattro repubbliche marinari, ma anche Noli e Ancona, perché diciamo, storicamente effettivamente le città-stato sul mare erano effettivamente una potenza importante che hanno fatto in modo che per probabilmente fino al 1700 il rapporto con il mare fosse il rapporto che abbiamo sentito, la via della Sete, la via dell'Ambra, insomma Venezia era lo snodo tra diciamo, la Cina di Marco Polo attraverso il Brennero con la Germania, no? Mentre Genova ha sempre avuto questo tipo di rapporto verso i Paesi Bassi. Quindi da questo punto di vista il momento storico più bello e più forte, dove abbiamo fatto la Serenissima ben nota, abbiamo parlato dell'Arsenale fino al 1400, l'unico cantiere così forte e così importante. Mi piace anche ricordare, questo perché lo ha ricordato il professor Moro, nel caso della quarta crociata, in realtà c'è stato un accordo, no, con i crociati, perché in realtà Venezia dà diciamo, le navi e dà ai crociati, in realtà i crociati si mettono d'accordo, vengono di meno, Venezia si accorge che insomma, i soldi che arrivavano erano un pochino pochi e quindi chiedono ai crociati, beh, facciamo un passaggio per Zara, io ho una storia da definire di Astara, passano per Zara, conquistano Zara, poi vanno a Costantinopoli, le cose poi andarono storicamente diverse da quella che era il vero simbolo della crociata. Questo per dire che c'era genio e ingegno, c'era capacità di controllo militare, geopolitico e c'era la capacità commerciale di far diventare evidentemente una rete globale, come è stato ben detto a tutti, di controllo economico. Il pendolo poi si sposta ovviamente, si sposta per un motivo semplice,
perché gli oceani diventano più forti di quello che poi noi oggi chiamiamo il Medio Oceano, cioè il Mediterraneo. Quindi le potenze, Francia, Portogallo, riescono, l'Inghilterra, tutti riescono ad imporsi sul mare, sui nuovi mari, sulle nuove rotte, per cui la seta, i tessuti trovano degli altri equilibri. E quindi l'Italia verso il mare, e quindi anche Venezia verso il mare, si trova in grandissima difficoltà. Questo in realtà per l'Italia era già, per Venezia era già precedente, però sicuramente era riuscita a compensare con una serie di diciamo, attività collaterali, poi magari ne parliamo un attimo, al fatto che in realtà la capacità militare, la capacità navale e di conseguenza la capacità commerciale era calata a discapito delle potenze come, che operavano sugli oceani. E siamo arrivati galoppando evidentemente all'inizio di questo millennio, dove giustamente, posso che condividere appieno quello che è stato detto da chi mi ha preceduto, e cioè il Mediterraneo è ritornato ad essere, come dicevo prima, un medio oceano, viene così definito, ed ha un'importanza incredibile. E questo è il pendolo, dà la possibilità a noi di rimetterci in moto con un'attività evidentemente economica estremamente importante. Si tratta di capire se l'Italia e Venezia in questo senso ha effettivamente l'interesse, la voglia, la capacità di confrontarsi con questa opportunità. Perché questo? Perché lo ha accennato, è stato accennato prima, una percentuale di traffici molto importante, transit, il 27% più o meno del traffico container passa per il Mediterraneo, il canale di Suez è stato raddoppiato, tutti abbiamo visto le foto dell'Ever-Given, quindi ormai abbiamo chiaro e ben presente quanto sia fondamentale la logistica per i nostri paesi e sappiamo che Venezia è il porto naturale di un'area estesa, quale quella dell'Emilia Romagna, la Lombardia, il Veneto, che rappresenta il 50% del PIL italiano, e il Veneto è la seconda regione per rapporto tra manifattura e PIL, e per capacità di esportazione siamo comunque, l'Italia è il secondo paese manifatturiero in Europa e quindi terzo PIL, quindi ha tutta la possibilità di essere effettivamente Venezia uno dei canali, uno dei porti cardine per lo sviluppo, evidentemente, e il rilancio soprattutto dopo un periodo pandemico. E qui siamo già arrivati oggi e quindi dobbiamo invece però guardare un po' in avanti. Ho fatto una piccola analisi per vedere qual era il rapporto tra il numero di abitanti della città di Venezia e, in quel momento storico, la capacità della città di produrre ricchezza. E questo non è un dato trascurabile, secondo me, infatti il risultato che ne ho tratto è secondo me interessante. Anche perché è legato un po' al problema contingente, cioè delle pandemie, nel senso che quello che ho scoperto, e insomma non era poi così sbagliato, ma guardando i numeri degli abitanti, mi sono accorto che in tutti e tre i casi di pesti famose, purtroppo tristemente famosi a Venezia, conseguentemente c'è stato un aumento della popolazione che erroneamente si può pensare solo legato al fatto che c'è stata la pandemia e quindi poi insomma tutti sono venuti, cioè c'è stato un incremento della popolazione naturale dopo una perdita del 30%. In realtà il fatto vero è che le tre pandemie importanti sviluppate, 1348, 1577 e 1630, gli abitanti successivamente, nei 10 anni successivi, hanno raggiunto in città il livello maggiore, sempre oscillante tra i 120.000 e i 168.000 abitanti. Questo perché in questa fase storica, appunto fino all'ultima, fino al 1630, e qui poi è cominciato un periodo sicuramente di crisi della Serenissima, ma le attività economiche erano splendenti e anche quelle industriali, soprattutto nell'ultimo periodo. L'ultimo rimbalzo fondamentale che noi abbiamo avuto nella popolazione veneziana è stato proprio nel 1928, quindi a seguito degli interventi sull'area portuale, Volpi, la prima zona industriale, e quando il porto di Venezia aveva raggiunto il secondo posto in Italia dopo Genova.
e lì siamo arrivati a 178.000 abitanti. Da lì in poi c'è stata, come sappiamo, una diminuzione drammatica del numero di abitanti. Io non credo si possa concludere facilmente che la portualità è direttamente proporzionale col numero di abitanti e che questo significa necessariamente ricchezza, anche se ne sono abbastanza convinto di questa cosa. Però vi leggo quello che nel 1610, il 90° doge della Serenissima, Leonardo Donà, dice quando viene deciso dalla Serenissima l'ennesimo atto di protezionismo, nel senso che poiché 1600 siamo già con appunto spagnoli e diciamo stati esteri inglesi che riescono ad essere superiori dal punto di vista commerciale e soprattutto delle imbarcazioni, delle navi in utilizzo, chiedono di poter tornare ad operare su Venezia mentre prima c'era la protezione dei commerci solo per i nobili, cioè si poteva commerciare soltanto se eri veneziano e con la flotta locale. Quindi Leonardo Donà interviene cercando di dire che secondo lui era una situazione complicata quella di escludere gli stranieri che potevano rappresentare quindi un incremento delle attività e dice di qui avviene che cessando il concorso dei mercanti forestieri che venivano a provvedersi qua, cessano l'arte, cessa il lavoro fondamentalmente. Cessando l'arte manca la popolazione, non vi essendo popolo cessa il consumo dei viveri e per conseguenza i dazi si sminuiscono, le pubbliche entrate si estenuano. Allora, lo dice un doge, lo dice con l'esperienza della storia e questo ci deve portare a riflettere, nel senso che è un po' quello che si pone come dilemma secondo me e secondo noi, almeno noi fronte del porto, voglio dire, rispetto alle scelte future, che noi da qui ai 30 anni davanti a noi continuiamo a dire. Abbiamo un'opportunità pazzesca che è quella rappresentata dal Medio Oceano, da questo Mediterraneo che si ripropone in maniera molto forte. Abbiamo una discontinuità che è quella dovuta alla pandemia, che anche quello è un fenomeno sempre presente nella storia. Abbiamo la possibilità tecnica di ripercorrere quello che abbiamo fatto, cioè noi dovremmo poter riuscire ad essere internazionali verso il nord, verso i paesi del nord, quando invece purtroppo venivano citati i porti del Northern Range. I porti del Northern Range in questo momento portano sul territorio della pianura padana mal contati 450.000 TEU all'anno in scambio economico e quindi queste navi che passano per Suez si fanno 5-6 giorni di navigazione tutto attorno all'Europa, questo anche con un danno evidentemente per l'inquinamento di produzione di CO2, e poi ritornano naturalmente verso quelli che vengono chiamati porti ascellari. A me non piace questa definizione, ma insomma i cluster nord-est e nord-ovest dell'Europa, per alimentare cosa? Per alimentare la seconda area produttiva dell'Europa e evidentemente la Germania. Allora l'opportunità c'è tutta, si tratta di capire come lo Stato da una parte e la città di Venezia in questo senso vuole aprirsi al concetto di porto nella modalità del futuro. Allora si è parlato di porto offshore, no, comunque di una modalità di porto fuori dalla laguna, ricordo che un po' è l'atteggiamento che comunque i porti olandesi tutti stanno cercando di uscire evidentemente verso il mare per recuperare delle soluzioni. Io dico anche che non la penso come mi pare abbia tratteggiato il professor Moro, che non si possa pensare ad una portualità interna alla laguna, lo è sempre stato. Capisco che ci possono essere dei limiti, io non so se ho colto questa virgola, però voglio dire, l'interazione con la laguna è stata un'interazione continua, diciamo, finalizzata ovviamente alla salute della popolazione. Abbiamo parlato della malaria prima, no? Cioè il fatto che comunque i canali servivano comunque a permettere questo, difendere la città e la popolazione evidentemente dagli attacchi e dall'altro ovviamente il sostegno economico. Questo va fatto con oculatezza, questo va fatto nel rispetto di sempre più dell'ambiente, come l'ha sempre fatto la Repubblica. Quindi credo che sì, pensare a fuori, assolutamente sì, però anche pensare a quello che esiste lavorando con ingegno. Peraltro ricordo, è stato citato prima, il MOSE è
l'opera più artificiale rende la laguna più artificiale in assoluto, perché se noi pensiamo di avere 40-50 chiusure medie, diciamo, nei prossimi 20 anni all'anno, questo significa che e sarà la regolazione dell'uomo a rendere questo sistema, che non è più veramente naturale, un sistema che continuerà a fare quello che ha sempre fatto. Cioè non esiste un equilibrio della laguna, esiste quello che poi l'uomo vuole dalla laguna, che deve essere improntato evidentemente nel pieno rispetto prima di tutto dell'ambiente e poi delle necessità umane. Quindi oggi c'è una grande opportunità davanti a noi che deve fare evidentemente da una parte vedere quelle che sono le necessità, le opportunità economiche, dall'altra c'è una questione legata alla transizione ecologica, alla transizione energetica non trascurabile, perché uno dei temi che è stato toccato anche precedentemente, il porto del futuro diventerà un vero hub energetico, nel senso che sarà e dovrà essere sfruttato. Qui a Venezia abbiamo già un'implementazione, diciamo, dell'idrogeno, ci sono stadi avanzati, studi avanzati e impianti avanzati a Marghera per portare avanti questo tipo di tecnologia. Noi dobbiamo Venezia diventare un porto assolutamente all'avanguardia ai fini della sostenibilità. Sostenibilità che deve essere toccata in tutti i termini, quindi in termini ambientale, in termini ecologici, economici e in termini sociali. Questo è un po' un punto di sicuramente di discussione all'interno della città, però se noi partiamo dal punto fisso, io apprezzo quello che è stato detto e l'abbiamo capito, se c'è prima l'uovo o prima la gallina, c'è prima il porto, no? No, il porto nasce prima della città e poi la città cresce sopra. Io credo che partendo da questo punto dovremmo cercare effettivamente in maniera di dialogo, in maniera corretta, cercare di vedere quale informazione dare al porto, ma non possiamo dimenticarci della storia e delle opportunità che ci vengono. Grazie ad Alessandro Santi che ha concluso con rimandi tra passato, presente e futuro questa serie di interventi. Noi in questo pomeriggio abbiamo sentito molte cose. Magari abbiamo anche capito cosa implica la storia di questa città, della sua identità portuale. Io credo che l'errore che non possiamo permetterci di fare è quello di essere vittima di quello che la sindrome dello specchietto retrovisore. Cioè essere convinti che si possa guardare al futuro dallo specchietto retrovisore. Poiché siamo stati grandi, saremo grandi. Dopo questo la storia ci insegna che non è così. Io credo che la storia e le storie che oggi ci sono state raccontate però ci dicono alcune cose. Una in particolare, che la storia di questo porto diventato città, il passato attraverso tanti secoli, è una storia di coraggio e di accettazione delle sfide. Mentre noi siamo troppo spesso soffocati dal presente, dalla cronaca del presente, dei problemi del presente, quelli contingenti, la pandemia, ma anche temi più complessi. Lo ricordava, credo, all'inizio, citando le pandemie, la peste, le pandemie, sono problemi che questa città ha affrontato, ma soprattutto coraggio e accettazione delle sfide vuol dire rifuggire la cultura del no. Io credo che questo sia il grande insegnamento, la rotta che la storia di questa città, di questo porto fatto diventato città, ci ha insegnato. Una storia di un'evoluzione continua.
accettazione di sfide tecnologiche, accettazione di sfide di cambiamenti culturali, ma sempre con l'obiettivo di guardare oltre l'orizzonte. Credo che se non ci fosse stata questa caratteristica, questa cultura, questo modo di pensare, oggi non saremmo qua a parlare di 1600 anni di Venezia. E se noi decliniamo, ma concludo perché è l'ora che siamo qua a parlare, a discutere, se noi decliniamo questo modo di pensare su tutta una serie di temi, di tematiche presenti, su cui la città giustamente si interroga, discute, la città e il paese, poi giustamente, spesso anche in modo un po' insufficiente, i temi che riguardano Venezia sono anche temi che riguardano la nazione, ripeto, se lo facciamo avendo come rotta, individuando come rotta questi due concetti, cioè il coraggio e l'accettazione delle sfide per superarle, non per farsi soffocare da esse, forse altri 1600 anni li abbiamo di fronte, possiamo consentire a questa città di avere davvero. Detto ciò, io credo che dobbiamo ringraziare innanzitutto la Guardia Costiera per questo momento di riflessione, certamente chi ci ha ospitato, Marciana, perché certamente i contenuti culturali che ci sono stati forniti sono stati molto interessanti. Averli ascoltati in un ambiente di questo genere credo che abbia. Per il resto, buona serata.